Alle nostre spalle una larga ed estesa selezione di formaggi veneti. Parliamo di oltre 300 formaggi provenienti da oltre 70 caseifici. Sono in compagnia del presidente di Aprolav Borga Terenzi e non posso non chiederle qual è l'anima di questo evento Caseus Veneti. Ma ti devo correggere, sono 415 formaggi, abbiamo superato il record dell'anno precedente. L'anima del Caseus Veneti è questa, sta differenziazione che c'è fra produttori, sta ricerca continua della qualità, sta ricerca continua del confronto. Il loro DNA ormai si è stabilizzato. Se tu pensi a quanti eventi ha fatto ultimamente Aprola, dai formaggi della montagna veneta a un mare di latte e formaggi, al Settemberfest a Bibbione, alla fine arriva il Caseus Veneti dove c'è il confronto fra tutte le produzioni del nostro territorio. Abbiamo 8 DOP, abbiamo tantissime tipicità. Il 90% del nostro latte viene trasformato, del latte veneto viene trasformato in formaggi di pregio, questo per dare l'idea di quanto produttori, trasformatori e tutto l'intero sistema veneto abbia puntato alla qualità. Da noi non esiste globalizzazione, da noi esistono questi prodotti, tutti diversi uno dall'altro, tutti diversi da produttore a produttore, tutti che vanno a confrontarsi per migliorare. Noi siamo orgogliosi che il Caseus abbia portato a questa concorrenza nella qualità, perché ha portato sicuramente a una valorizzazione totale delle produzioni. Lo faremo sempre di più, abbiamo altre DOP in lista d'attesa, la Comunità Europea non ci dà la possibilità di fare più di tanto, ma noi andiamo avanti per la nostra strada, come abbiamo sempre fatto, come siamo testardi da venti che siamo, noi vogliamo fare sempre il meglio. Con questi buoni auspici ringraziamo il Presidente per essere stato in nostra compagnia. E dal Presidente Borga Terenzio passiamo direttamente all'assessore regionale Giuseppe Pan. Cosa rappresenta per la Regione Veneto Caseus Veneti? Caseus Veneti qui a Piazzola sul Brenta è la vetrina in cui noi mostriamo al mondo le nostre DOP più pregiate, i nostri formaggi più buoni. Qui ci sono 40 caseifici, più di 700 formaggi esposti e una filiera che è la quarta produttrice a livello nazionale di latte. Quest'anno è stato un anno tra il 17 e il 18 abbastanza buono, abbiamo 1.200.000 tonnellate di latte prodotto, quindi una crescita del 3%, anche dei prezzi che sono abbastanza stabili e quindi che confortano la produzione, ma allo stesso tempo comunque 3.538 stalle in questo momento attive. C'è stata una forte crisi nel passato, non è ancora superata la crisi, ma c'è una forte ristrutturazione in quelle stalle che diventano sempre più moderne, sempre più grandi e allo stesso tempo hanno investito sul benessere animale e sulla qualità della produzione, quindi assolutamente festeggiamo questa cerimonia in maniera importante quest'anno. Grazie Assessore, dei numeri confortanti e ricordiamo che solo i pessimisti non fanno fortuna, quindi anche le crisi verranno superate. Lo speriamo, dai, bisogna crederci. Parliamo di formaggi e quando parliamo di formaggi non possiamo non prendere in considerazione una perla del nostro territorio. Sto facendo riferimento all'Asiago. In mia compagnia il presidente del Consorzio di tutela formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni. Due parole su questo formaggio che siamo abituati a mangiare ma non forse a degustare. Sì, il formaggio Asiago si fa in due maniere. Una maniera a latte scremato, un formaggio che si presta a lunga stagionatura, quindi abbiamo mezzano, vecchio, stravecchio, e il classico formaggio fresco fatto a latte intero. Quindi una gamma importante per un formaggio importante. Ricordo che è il formaggio più prodotto nel Veneto, perché il formaggio Asiago fresco è il secondo formaggio più prodotto e l'Asiago d'allievo o stagionato è il terzo formaggio più prodotto nel Veneto. Grazie Presidente. Grazie. E rimaniamo nell'altopiano di Asiago, ma vi portiamo nel più antico caseificio. Parliamo di 90 anni di storia che vi hanno portato oggi a vincere il primo premio Grana Padano DOP. Siamo con il caseificio Pennar di Asiago, altopiano di Asiago. Ci racconti la storia e cosa vi rende unici effettivamente, perché avete vinto un premio importante oggi? Sicuramente è unico l'altopiano di Asiago con le sue bellezze, i suoi
pascoli, le sue malghe, la sua tradizione di casearia millenaria, diciamo. C'è una lunghissima tradizione. Noi come caseificio cerchiamo sempre di essere caratteristici e tradizionalisti. Usiamo un restrittivo nostro disciplinare all'interno del caseificio, alimentazione solo secco o verde d'estate, non usiamo insilati, non usiamo fasciati. Abbiamo da 3 anni adottato anche il sistema OGM free, quindi tutte le materie prime che acquistiamo al di fuori della nostra azienda sono OGM free e questo ci permette di avere una caratteristica particolare, un gusto particolare del nostro prodotto. Non usiamo, per esempio c'è il problema l'intenzione di togliere l'izozima dal grana padano, dai formaggi stagionati. Noi non l'abbiamo mai usato e abbiamo sempre un formaggio che si mantiene e possiamo portare a lunga stagionatura. Questa è la nostra caratteristica, partire da un buon latte di qualità per avere un formaggio che si possa contraddistinguere e avere una differenza nel cliente che la va a comprare, cerca il pennar e una qualità che abbiamo noi. Grazie, salutiamo i nostri telespettatori a casa con una domanda che forse è un po' provocatoria. In una parola, qual è il segreto per fare un buon formaggio? Una parola. Il latte. Grazie. Prego.